Ci sono volute 3 ore per liberare dalle lamiere l'auto che ieri nel tardo pomeriggio è finita sotto un tir che trasportava legna, fermo in coda lungo il tratto maledetto della A4 tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Alla guida c'era Maurizio Durì, 49enne di Udine, manager di una multinazionale farmaceutica. Dopo l'autorizzazione della Procura di Pordenone, i vigili del fuoco sono potuti intervenire per alzare il rimorchio ed estrarre l'auto accartocciata. All'interno il corpo straziato del 49enne che probabilmente stava correndo ad alta velocità. Identificarlo non è stato semplice, anche la patente è andata distrutta e parte dei documenti dell'auto. La conferma dell'identità è arrivata in serata dopo le 21, mentre la salma di Durì era stata trasferita nell'obitorio di Porto Gruaro a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è escluso che il magistrato decida di disporre degli accertamenti che potrebbero risultare utili alle indagini, anche se la dinamica sembra chiara. Un altro drammatico incidente provocato dall'ennesimo rallentamento con code e traffico bloccato e un altro morto, a pochi giorni di distanza dalle 7 vittime di Riccione che hanno perso la vita nello schianto avvenuto lo scorso 7 ottobre. Dal 2019 Duri era sposato con Anna, con cui ha avuto una figlia ora tredicenne. Insieme a loro anche le 2 figlie avute in precedenza dalla moglie. Duri aveva molte passioni, la musica in primis. Con la sua fisarmonica creava atmosfere di allegria, tratto che l'ha contraddistinto anche nel periodo della pandemia.